L'Extreme è particolarmente indicata per attrezzature pesanti e potenti, per via del fatto che è molto imbottita, ha un sostegno per la schiena e ha anche un movimento che segue il movimento delle spalle durante il lavoro. L'X-Flex invece è una tracolla più, universale, dedicata sia alle macchine bike che impugnatura singola, e nello specifico questa è nata per i porti a batteria. La spiegazione è chiara, sono anche molto belle, ma come sempre la cosa importante poi è come utilizziamo l'attrezzatura. Assolutamente. Come va utilizzata nel modo corretta l'attrezzatura, bisogna utilizzare nel modo corretto la tracolla, quindi andare a indossarla nel modo corretto, che è la prima cosa, ma anche e soprattutto andare a tensionare tutte le varie cinghiette in modo giusto. Andiamo a vedere come si fa? Assolutamente. Magicamente mi è comparsa addosso una tracolla. La prima cosa che hai fatto è regolarla in base alla mia altezza. Esatto, come vedi nella parte posteriore c'è questo supporto rigido per la schiena, dove si regola in funzione dell'altezza dell'operatore, di modo che una tracolla possa essere utilizzata per varie persone. Dopodiché vedo che ci sono tantissime cinghie, quindi perché sono importanti e come andiamo a scegliere quanto stringerle. Certo, come vedi c'è una cinghia centrale, 2 sulle spalle e 2 sui fianchi. È importante tensionare nel modo corretto, perché in questo modo il peso viene scaricato in modo uniforme sul corpo. Allo stesso tempo però magari se un operatore preferisce caricare di più le spalle o di più i fianchi, è libero di scegliere. E la tracolla, Matteo, oltre a sostenerci, come dicevi prima, ci guida anche, ci aiuta nel seguire i nostri movimenti. Assolutamente sì. Nello specifico qua abbiamo un movimento, facendo perno, cosa fa? Segue esattamente il movimento delle spalle. Quindi ci va a facilitare il nostro lavoro. Eh sì, perché non ti crea un'opposizione al lavoro, quindi ti affatica di meno. Abbiamo parlato di decespugliatori, abbiamo parlato di tracolle, ovviamente oggi i macchinari in questo video sono spenti, me li stiamo utilizzando realmente, quindi non abbiamo parlato e non abbiamo i DPI, ma quali sono e che cosa necessita? Allora, sicuramente il primo DP fondamentale per il decespugliatore è la protezione degli occhi e del viso, dove necessitano magari su prodotti a scoppio anche la protezione dell'udito, quindi le cuffie, un paio di pantaloni da lavoro, con magari anche delle protezioni per i sassi, per materiale che potrebbe essere proiettato, e una scarpa da lavoro normalissima, in turpistica. Chiarissimo. Quindi ricapitolando, come sempre, quando un operatore utilizza uno strumento è importante utilizzarlo nella maniera corretta e utilizzare i supporti in maniera corretta per andare a evitare comunque di farsi male durante il lavoro. Dal punto di vista invece mio più fisioterapico, è ovvio che quando si va a lavorare appunto i supporti ci sostengono, ma in generale un corpo allenato, un corpo più forte, un corpo più mobile è un corpo più sano che supporta anche meglio quello che è il lavoro, soprattutto quando si deve utilizzare uno strumento per tante ore durante il giorno. Quindi i due punti importanti per stare bene e non farsi male sono quelli di utilizzare l'attrezzatura nella maniera corretta, come viene consigliato con i supporti corretti da Matteo tecnicamente, e poi mantenere il proprio corpo il più possibile in uno stato di benessere generale.